La Corte di Appello di Catania ha assolto l'ex presidente della regione siciliana, onorevole Raffaele Lombardo, per concorso esterno all'associazione mafiosa e corruzione elettorale. Alla lettura della sentenza, l'ex leader dell'MPA non era presente in aula. L'inchiesta, che in 10 anni di udienze ha portato a 2 sentenze contrastanti e a un annullamento con rinvio della Cassazione, si basa su indagini dei carabinieri del Rossi di Catania sui rapporti tra la politica, gli imprenditori, i cosiddetti colletti bianchi e Cosa Nostra. Per la procura, Lombardo avrebbe favorito clan e ricevuto voti alle regionali del 2008, quando fu eletto governatore, accuse sempre respinte. Numerose le testimonianze in favore verso l'ex presidente Lombardo. Arrivano da parte del vice ministro Cancellieri. La soluzione dell'ex governatore, dice Cancellieri, della regione siciliana Lombardo chiude una vicenda che ha sicuramente lacerato la politica e le istituzioni siciliane. Spero che mai più nella nostra terra accadano fatti simili, con l'augurio a Lombardo e alla sua famiglia di ritornare presto alla serenità. È il momento, afferma Cancellieri, di rispettare la sentenza della magistratura che sgombra definitivamente il campo da ogni ombra che ha in questi anni leso l'immagine delle istituzioni regionali. Solidarietà arriva anche da Musumeci, che afferma come la sentenza emessa della Corte di Appello di Catania restituisce finalmente serenità non solo a Raffaele Lombardo e ai suoi familiari, ai quali rivolgo un pensiero di affetto e amicizia, ma anche all'istituzione che ha guidato. Per Musumeci bisogna avere rispetto delle sentenze e fiducia nella giustizia, guai quando la giustizia invade il campo della politica e viceversa. Comunicato stampa in favore di Lombardo arriva anche dall'onorevole Giusy Savarino, portavoce di Diventerà Bellissima, che afferma come sono certa di interpretare un sentimento condiviso nel movimento Diventerà Bellissima, esprimendo soddisfazione per la soluzione dell'ex presidente Lombardo, un politico di spessore e un amico. Personalmente, continua la Savarino, non ho mai avuto dubbi sulla sua estraneità alle contestazioni fattagli. Oggi trova giustizia, certo dopo 10 anni di sofferenze per lui e per la sua famiglia. Solidarietà arriva anche da parte dell'UDC della Regione Sicilia per la soluzione dell'ex presidente della Regione Raffaele Lombardo. La sentenza certifica l'estraneità nei fatti contestati e gratifica l'onorevole Lombardo per il comportamento improntato alla massima trasparenza e al rispetto per la magistratura. Ad affermarlo il coordinatore regionale dell'UDC, onorevole Decio Terrana, che afferma come un padre e un uomo pubblico che ha saputo nel corso degli anni testimoniare i valori democratici e cristiani che hanno nel rispetto per le istituzioni un forte ancoraggio ideale. La sentenza, conclude Terrana, gli restituisce la dignità politica che non ha mai perso e la serenità di avere agito correttamente al servizio delle istituzioni.